il cadavere di una 29enne di Pordenone. La scoperta questa mattina intorno alle 8. Aveva con sé uno zainetto contenente degli psicofarmaci. Ieri la drammatica caduta di un operaio da un ponteggio, oggi un altro infortunio sul lavoro, grave un 56enne di San Donà scivolato da un tetto a Spresiano, l'ira del sindacato. Autonomia in Consiglio regionale, il confronto tra maggioranza e opposizioni sull'avvio della trattativa con il governo, percorso estenuante ma va portato avanti, ha detto Zaia. Delusi da un incontro che attendevano da tempo, i consiglieri di opposizione sostengono di non aver ottenuto risposta alle loro domande, la maggioranza replica, il percorso è lungo. Maxi furto da Fendi a San Marco, i ladri hanno forzato l'ingresso e fatto razzia di borse e oggetti griffati, in pochi minuti si stima un bottino di oltre 100.000 euro. Una stretta contro il moto ondoso, quella annunciata dall'assessore Zuin dopo un incontro in prefettura con tutte le forze dell'ordine. Il comune chiede la collaborazione a Porto e Guardia di Finanza. Uso del cellulare e TV senza limiti ai bambini creano gravi danni e dipendenza al pari delle droghe, così a San Donà nel corso del primo congresso veneto tra specialisti del settore. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione veneziana dei nostri telegiornali. Queste le notizie principali, ma prima di vedere insieme tutti i fatti di cronaca, il sondaggio di questa sera. In arrivo in Albania i primi migranti raccolti in acque internazionali dalla nave militare italiana e destinati agli hub creati secondo il protocollo Meloni-Rama. E mentre Ursula von der Leyen parla di un modello da seguire, l'opposizione attacca parlando di deportazione, puntando il dito sui costi e l'utilità dell'operazione. E allora questo è il quesito al quale vi chiediamo di rispondere. Migranti verso i centri in Albania servirà? 0422 1626 691 se la vostra risposta è sì, 0422 1626 690 se la vostra risposta è no. La chiamata gratuita, l'esito questa sera nel corso di Aring. E allora partiamo con il giallo a Bibbione, dove dal mare affiora il cadavere di una 29enne di Pordenone, la scoperta questa mattina intorno alle 8. È giallo per la morte di una 29enne di Pordenone ritrovata cadavere poco dopo le 8 del mattino tra le acque di Bibbione Pineda. A lanciare l'allarme e chiamare i carabinieri alcuni passanti che hanno notato il corpo esanime galleggiare a 4 metri dalla riva. Subito sul posto con i militari dell'Arma anche i soccorsi del SUEM 118, ma per la ragazza inutile ogni tentativo di rianimazione, ritrovata a sottoriva a pancia in giù, oramai priva di vita. Vicino al suo corpo uno zainetto ricolmo di psicofarmaci. La 29enne era arrivata a Bibbione lunedì 14 ottobre, poco dopo le 22:30, guidando la sua Citroen bianca e lasciandola al parcheggio di via dell'Audi. Qui è scesa, dopo aver preso lo zainetto, ha chiuso l'auto e mettendosi in cammino, non si sa verso quale direzione, così dalle telecamere di videosorveglianza. Ed ecco la Citroen bianca della 29enne, oggi ancora in via dell'Audi, dove risulta parcheggiata da circa 24 ore. Dal mare, che ha riportato lo zainetto della ragazza ricolmo di psicofarmaci, si apre anche l'ipotesi di morte sopraggiunta da atto estremo, così anche dal blister ritrovato in mattinata sulla spiaggia, ma al momento i carabinieri sono cauti e non escludono altre ipotesi. Ieri la drammatica caduta di un operaio da un ponteggio, oggi un altro infortunio sul lavoro nella Marca trevigiana, un 56enne di San Donà di Piave scivolato da un tetto, è grave, all'ospedale di Treviso. 2 gravi infortuni sul lavoro nel giro di appena 24 ore dopo l'operaio di 45 anni caduto da un ponteggio in un cantiere a Valdobbiadene, incidente che gli è costato un trauma spinale. In via Taliercio a Spresiano intorno alle 9:30 del mattino è stato un 56enne di San Donà di Piave a scivolare dal tetto del bocciodromo comunale dove era intento a delle manutenzioni. Le sue condizioni sono apparse subito gravi, il ferito è stato stabilizzato e trasportato con l'elicottero di Treviso Emergenza al pronto soccorso del Cafoncello, mentre dei rilievi si sono occupati carabinieri e ispettori dello Spisal. Un drammatico bollettino quotidiano a cui i sindacati dicono basta. Un continuo attacco alla vita
Questi infortuni sul lavoro non cedono mai. C'è bisogno, e chiedo proprio ai lavoratori e alle lavoratrici, di più attenzione, di andare più lenti e nel momento in cui vedono il pericolo si devono fermare prima. Rifiutatevi di lavorare se c'è pericolo per la vostra vita, rincara Toigo, mentre Francesco Orru, segretario generale della CISL Treviso Belluno, sottolinea il gran numero di cadute dall'alto e ribadisce servono maggiore impegno nella formazione e più controlli. La politica adesso, perché il presidente Zaia è intervenuto questa mattina in Consiglio regionale per comunicazioni sullo stato del percorso di autonomia differenziata. Siamo in una fase nuova, entro 60 giorni, secondo la legge Calderoli, dovranno arrivare le risposte dai ministeri sulle nostre richieste, ha spiegato il governatore. Siamo nella fase della trattativa rispetto alle 9 materie non LEP. Siamo nella fase di attesa dei famosi 60 giorni per avere le prime risposte dei ministeri rispetto a quella che è un'ipotesi di lavoro, neanche di approvazione di lavoro. Vi ho già detto, verosimilmente si va nella direzione di pensare in questa prima fase di cercare di fare un negoziato a 4 regioni che possono condividere, che so, 5, 6, 7 materie, quello che sarà, con delle funzioni diciamo che saranno più o meno simili. Il presidente Luca Zaia è intervenuto al Consiglio regionale a Palazzo Ferrofini per comunicazioni sullo stato del percorso di autonomia differenziata a 4 mesi dall'approvazione in Parlamento. Entro 60 giorni ha evidenziato qualcosa accadrà, allora si convocherà la consulta sull'autonomia, gli stakeholder e l'osservatorio. Zaia è consapevole del fatto che il percorso sia lungo, ma va portato avanti con perseveranza. Si va avanti, la strada è segnata, è totalmente legale, in linea con la Costituzione. Penso che è un lavoro lungo, ma che se oggi è arrivato a questo punto è perché io ci ho sempre creduto, noi ci abbiamo sempre creduto. Ricordo che quando si è iniziato con il referendum 2014 tutti dicevano che non sarebbe mai stato approvato, siamo riusciti ad arrivare qui. Sui prossimi passi dell'iter per il presidente, prima di tutto bisogna far capire quali sono i vantaggi dell'autonomia. Si inizia con le 9 materie, entro 24 mesi avremo a disposizione un portafoglio di altre 14 materie, varie funzioni, non è vero che cambia nulla, perché sono funzioni che comunque rappresentano un grande decentramento amministrativo che questo Paese non ha mai fatto. L'autonomia va costruita giorno dopo giorno, ma anche alimentata giorno dopo giorno. Non si immagini che fatto il primo passaggio sia finita lì, andrà avanti per anni perché dovremo sempre più consolidarla. Quanto alla richiesta di abrogare la legge Calderoli, Zaia commenta. Voglio ricordare che è molto, irrituale pensare che un referendum nazionale possa decidere il futuro di una regione o di altre regioni che chiedono, quindi anche questo ci pone non pochi imbarazzi. Dall'altro ricordo che i proponenti del referendum sono gli stessi che hanno tentato di bloccare il referendum dei Veneti. Ed infine ricordo che il tema dell'azione e quindi dell'intesa tra Stato e Regione in base all'articolo 116,3 della Costituzione, ovvero l'autonomia differenziata, non prevede necessariamente il passaggio in Parlamento. Secondo me è doveroso che sia stata fatta la legge, è un grande segno di rispetto istituzionale, ma voglio dire a tutti che se salta la legge non c'è scritto che non possiamo più fare l'autonomia. Esatto. Delusi da un incontro che attendevano da tempo, i consiglieri di opposizione sostengono di non aver ottenuto le risposte alle loro domande. La maggioranza replica: il percorso è lungo. Speravo che il Presidente venisse a parlarci della Regione del Veneto e invece ha parlato di se stesso, di come l'autonomia per se stesso e per il suo partito sia una bandierina da sventolare, ma non è stato in grado di dimostrare se e come questa autonomia sarà utile alla nostra Regione. I problemi che dobbiamo affrontare sono enormi, tra qualche settimana inizieremo la discussione di bilancio dove ci sono tagli lineari su tutti i capitoli di spesa e non ho capito come l'autonomia potrà aiutare il Veneto a risollevarsi rispetto ad alcuni temi che sono enormi e rispetto ai quali non stiamo dando risposte. Quindi l'aspettativa era alta, la delusione altrettanto alta per delle risposte che non sono arrivate. Ha dichiarato che oggi non è nelle condizioni di fare alcuna proposta, siamo all'inizio di un percorso.
Io credo che questo percorso come inizio abbia avuto una gestazione di 7 anni un po' troppo lunga e ad oggi quello che abbiamo sentito è sempre la solita filastrocca che la Lega porta avanti da una vita, ma che non è in grado di realizzare proprio per i dissidi interni al centrodestra stesso, tant'è che ci sono ministri dello stesso governo a traino, Meloni e Salvini, che non la pensano come Zaia, non la pensano come i leghisti del Veneto. Questa autonomia da domani cosa porterà nelle contingenze dei veneti, nelle liste d'attesa, nello spopolamento, nei giovani che vanno in fuga, nelle infrastrutture carenti, nel trasporto pubblico che non va? Come l'autonomia può cambiare tutte queste cose? Io l'abbiamo chiesto, ma rimane un perimetro ideologico e poco pratico. Alla delusione e alle domande sollevate da molti consiglieri regionali di opposizione che da tempo chiedevano questo incontro non sono mancate le repliche immediate da parte della maggioranza, consapevole delle difficoltà del percorso ma fiduciosa nella sua riuscita. Al PD è caduta la maschera, questa è la vera questione. Il PD che si è sempre dichiarato autonomista, lo stiamo vedendo ogni giorno di più con la raccolta firma per il referendum, con quelli che sono i dibattiti che fanno, con quello che dicono in aula. Il PD è un partito contro l'autonomia dei veneti. Dispiace perché sappiamo che tanti elettori del PD hanno votato a favore dell'autonomia e penso siano traditi da chi sta portando avanti un referendum che alla fine sarà il vero spacca Italia. Un incontro che si aspettava da tempo ma che segue un iter procedurale che, ricordo, è iniziato con il governo Meloni dall'ottobre del 2022, quindi dall'insediamento del governo. Siamo arrivati a febbraio con il disegno di legge Calderoli che dal Consiglio dei Ministri è stato approvato e, come anche ha detto il Presidente poco fa, in maniera inaspettata, e quindi è iniziato un iter molto importante. Oggi parliamo di materie, parliamo di competenze, quindi parliamo di cose concrete e quindi chi non vuole l'autonomia, ma in particolar modo chi rema contro il Veneto anche da Veneto, deve mettersela via. Siamo ben consapevoli che il percorso che porta all'autonomia è un percorso impegnativo, travagliato, estenuante, però bisogna con perseveranza portarlo avanti. Ci rendiamo anche conto che la storia stessa del regionalismo in Italia è stata una storia dove c'è stato molto impegno per riuscire ad individuare le regioni, a dare loro dei poteri, ed è evidente che per chiedere l'autonomia dobbiamo ancora battagliare. Moto ondoso in laguna, arriva la stretta e quella promessa è annunciata oggi dopo l'incontro in prefettura dall'assessore al bilancio Michele Zuin. Moto ondoso e traffico acqueo, si va verso la stretta, così dopo l'incontro tenutosi in prefettura con il COSP con le quasi 280 multe da inizio anno e a pochi giorni dal botta e risposta a distanza tra Arrigo Cipriani e il sindaco Brugnaro, dopo che il primo aveva denunciato comune e capitanerie di porto per la mancanza di controlli sulla velocità delle imbarcazioni in laguna. E si è deciso di intensificare i controlli e quindi ci sarà a seguire un tavolo di coordinamento che è quello che è previsto sul piano di Onda Zero, che ritarerà i controlli e le zone di competenza per ciascuno degli enti proposti. Serve la certezza sulle sanzioni e la si avrà se il Parlamento approverà l'emendamento sul sistema SISA, il cosiddetto Barca Velox, oggi in discussione al Senato. Aiuterebbe non poco nel controllo della velocità nei canali interni, spiega sempre Zuin. Per cui un passo ancora in avanti verso la lotta a moto ondoso portato dal Comune di Venezia. Maxi colpo, e torniamo alla cronaca, alla boutique Fendi di Piazza San Marco a Venezia. Ladri in fuga con 115 borse per un bottino superiore ai 100.000 euro. Il colpo venerdì scorso all'alba con la banda riuscita ad entrare dopo aver forzato la porta. È il secondo colpo nel giro di un anno ai danni della casa di moda depredata ad aprile 2023 a Roma nello store di Largo Goldoni. Ma se in quell'occasione l'allarme non era scattato, qui a Venezia invece, nonostante sia entrato in funzione, ha dato ugualmente il tempo alla banda di fuggire. Si ipotizza lungo calle dell'Ascensione che porta in bacino San Marco, dove ad attenderli potrebbero esserci stati uno o più complici in barchino. Al vaglio degli inquirenti i filmati delle telecamere. Tir a fuoco lungo il passante di Mestre questa mattina verso le 5, paura e lunghe code. Paura lungo il passante di Mestre in direzione Trieste per l'incendio scoppiato poco dopo le 5 del mattino nel territorio di Mirano, tra il bivio con la 57 a Dolo e il casello di Spinea.
a prendere fuoco il rimorchio di un tir andato completamente distrutto, salvo l'autista è riuscito a mettersi al riparo prima che il rogo avvolgesse completamente il mezzo. Il conducente del tir, che trasportava bancali di freno a disco e latte di olio motore, accortosi di un problema al retrotreno, è riuscito ad accostare il mezzo in piazzola di sosta, riuscendo a staccare la motrice prima che le fiamme avvolgessero il rimorchio. Non è rimasto ferito, come già detto. Sul posto i vigili del fuoco con la polizia stradale e gli ausiliari della viabilità di Concessioni Autostradali Venete, coordinati dal centro operativo di Mestre. Immancabili le ripercussioni sul traffico, con disagi e lunghe code fino a 2 chilometri in direzione Trieste. Alle 8 del mattino erano ancora in corso le operazioni di rimozione del mezzo e il traffico risultava ancora rallentato a causa del restringimento di carreggiata. Strage di Santo Stefano, confermata la pena di 4 anni e 8 mesi a carico di Angelica Hutter nella sentenza di patteggiamento della GUP Scolozzi come da accordo tra le parti, oltre all'applicazione della misura preventiva della libertà vigilata in via definitiva con obbligo di soggiorno in casa di cura. Angelica Hutter dovrà sottoporsi al programma terapeutico e non potrà uscire dalle 20 alle 8. Nelle motivazioni la giudice ha stabilito che le disposizioni resteranno in vigore fino a quando il Tribunale di sorveglianza non accerterà il venire meno della pericolosità sociale della donna. Dunque per la Hutter, accusata dell'omicidio stradale plurimo di Marco e Mattia Antoniello e di Maria Grazia Zuin, una sentenza che esclude il ritorno in carcere dopo l'accordo per il patteggiamento tra accusa e difesa, ma che mantiene la misura cautelare come richiesto dal legale dello studio 3 a valore Paolo Tabasso e dalla procura di Belluno. Voltiamo pagina. Uso del cellulare e TV senza limiti ai bambini creano gravi danni e dipendenza al pari delle droghe. Così a San Donà nel corso del primo congresso veneto tra psichiatri, neuropsichiatri infantili e servizi per le dipendenze. Ad alterare lo sviluppo del cervello, specie per i bimbi d'età dagli 0 ai 6 anni, stare troppo tempo davanti alla TV o, peggio ancora, con in mano il telefonino. Più che i contenuti sono le immagini irreali e veloci di molti programmi e video a creare veri e gravi danni nel bambino. Influiscono infatti significativamente sullo sviluppo di disordini dell'attenzione e iperattività, alterando così lo sviluppo del cervello del bambino o bambina in questione. Io chiamo le infanzie rubate. Se i bambini sin da piccolissimi vengono invitati alla passività attraverso mezzi elettronici, attraverso infanzie sul divano, nella pseudosicurezza di una casa, più tardi hanno un problema emotivo perché non sanno leggersi dentro, non sanno mantenere relazioni, non sanno decifrare i volti altrui umani, decifrando in modo corretto la emotività altrui. Ma non basta. TV e telefonino diventano per il bambino una vera e propria dipendenza, generandogli un inconsapevole senso di confusione e inadeguatezza, insomma un vero e proprio stile di vita dipendente che nel tempo, crescendo, se dovesse incontrare una sostanza, questa potrebbe diventare il centro della sua vita, un pari come soluzione ai problemi di vita. E se questi ragazzi più tardi incontrano le sostanze non sono la prima dipendenza, hanno già uno stile dipendente su vari canali ed è un mescuglio brutto perché l'emotività in loro o è troppo acceso e si sfoga in comportamenti autolesivi, suicidari, oppure, questo è peggio per noi, sono come se non avessero batterie, stanno in modo passivo, non succede niente, i genitori guadagnano soldi, c'è un tetto, c'è cibo, non fanno formazioni, classicamente interrompono la scuola alla seconda superiore. L'allarme lanciato nel corso del primo congresso veneto congiunto tra società di psichiatria, società di neuropsichiatri infantili e coordinamento veneto dei servizi per le dipendenze tenutosi nei giorni scorsi a San Donà di Piave. È davvero tutto per questa edizione, adesso la sigla e poi le previsioni del tempo. Grazie per essere stati con noi, buona serata.